Il 5 maggio 1948 l'Italia repubblicana adotta il suo emblema, una stella, la ruota dentata ed i rami d'ulivo, nonché quelli di quercia. Questa è il simbolo della vita, portando in sé il seme maschile e femminile. In essa, per i Celti, dimoravano gli dei e per i Greci le prime madri. Per gli scultori del Senese nel tronco si celavano Madonne, splendide, da scoprire con paziente lavoro d'intaglio. Nei primi decenni del Quattrocento, in quest'area fiorì questa tradizione plastica che già dal primo Trecento era diffusa tra Lazio, Abruzzo ed Umbria. Sono evidenti gli influssi bizantini, soprattutto nelle vesti femminili, nonché quelli gotici. I maestri senesi, con Domenico de Nicolò de Cori, apre ad un naturalismo che troverà l'apice in Jacopo della Quercia. Vediamo, affianchiamo Giovanni Battista a San Paolo. Colpisce la gestualità, l'espressività dei volti e il colore, elementi che dovevano colpire ed attrarre la simpatia dei fedeli. Un realismo confidenziale. Francesco di Valdambrino, in una terra priva di marmi e ricca di boschi di querce e noci, crea dolcissime Madonne in legno ricoperto di stucco e dipinte con vesti rosse, volti di incarnato naturale, labbra rosate e pupille vivaci. Non gli mancava all'artista l'abilità del bronzo, se, come è vero, che partecipò alla gara per le porte bronzee del Battistero di Firenze. All'angelo nunziante manca solo la voce. La qualità plastica, da gentile, si avvicina via via ad un verismo locale. Il colore, applicato anche da artisti diversi dall'intagliatore, rendono gli oggetti di culto affettuosamente familiari. Osservate lo sguardo di questa Madonna con bimbo. Merita d'essere portata in processione. La leggerezza di questi capolavori, a differenza dei bronzi e dei marmi, consente questo rito devozionale. Realistico è anche San Girolamo di scuola veneta del Cinquecento, ma l'effetto è di un dolorismo affliggente, questione di carattere e di cultura. In Toscana l'umanesimo si diffonde e presto sboccia il Rinascimento e non ci sarà spazio per bizzarrie, per quanto ardite, della scuola marchigiana. Osserviamo questo busto del senese Francesco di Giorgio. Si può notare l'opera devastante delle tarme e dell'uomo, che ha ricoperto, chissà quando, l'oggetto d'uno strato di marmorino esagerato, da mutare la forma originaria. Il volto è sconvolgente. Un giovane Adone dormiente, non fosse per le tracce di sangue sulla fronte. I capelli sono scolpiti con morbidezza fiammeggiante. Sant'Antonio Abate di Francesco Giorgio Martini, architetto, pittore e scultore senese, rappresenta nella duttilità del panneggio,
simile ad una stoffa bagnata rappresa al corpo, creando pieghe profonde, produce vibrazioni di luce persino sulle arterie della mano. San Bernardino del Vecchiette ha la postura di una statua greca, quella del periodo classico, e il volto drammatico di una pietà attesa. Gioia piena, senza vena di tristezza per presagi infausti, è una rarità. E la Madonna con bimbo giocoso di Giovanni da Turrino, dalle guance rosee, piene di salute, labbra morbide, in un panneggio regale. Una dolcezza analoga, ma con prevalenza dello stucco, troviamo nell'altarino appena in rilievo di Antonio Federichi. Questo ci consente un fugace sguardo alle terracotte invetriate dei Della Robbia, ove il colore esploderà in meraviglia. L'equilibrio insuperato sarà nell'annunciata di Jacopo della Quercia. Luce tra i capelli mossi, ombreggiature sulla fronte all'inarcare delle sopracciglia, e tra queste e le ciglia. L'espressione di intensa riflessione, dolente più che perplessa, un imbarazzo che arrossisce le guance, il manto rosso a pieghe attorno alla cintura chiusa, sotto i giovani seni, come le vestali romane, un tormento che avvolge il corpo e si raccoglie ai suoi piedi. Come noi, a lei, a loro, Madonne dei boschi senesi, devoti.